E allora amici sportivi, amici del Pazzo Sport con le rotelle, eccoci qua. Ci eravamo lasciati proprio qua 3 settimane fa con Breganze Forte. Ci ritroviamo qua, sempre a Breganze, con un nuovo Breganze Forte. Quella era l'ultima di campionato, a bocce già ferme. Contavano sì i punti per la classifica, per avvicinare Breganze a Forte dopo il dimezzamento. Breganze non riuscì nell'impresa, quindi ora siamo play-out salvezza, partiti sempre in salita per Breganze, che è andata a perdere a Castiglione. Quindi Breganze, sì, dicevamo che nella prima ha perso 5-3 con Castiglione. Ci riguardiamo lo score partita. Puccinelli era passato in vantaggio, poi ha ripreso subito Breganze dalla sorsa. Era riuscito ad andare di nuovo in vantaggio Castiglione, portatosi poi sul 3-1, 4-1. Aveva accorciato Volpe Tommaso. 5-2, 5-3 di Tagliapietra Antonio, quanto mancavano però 4-31, quindi Breganze ancora in difficoltà. Ah, c'è anche... Quindi chiamata all'impresa Breganze, che perdendo stasera sarebbe non matematicamente, sono fatti i calcoli al volo, ma quasi spacciata, dovrebbe vincerle tutte poi. Dio, tutto è possibile nell'hockey soprattutto, però una vittoria stasera darebbe forza, convinzione e soprattutto punti, che alla fine sono quelli che devi portare a casa. Il Forte è già entrato da un po', Breganze eccolo qua, ci alziamo per applaudire i nostri beniamini che stanno per fare ingresso in campo. Comunque a corsa gente a vedere e a dare tra le ultime possibilità di acclamare i propri giocatori di casa. Notizia fresca anche che il capitano Pietro Agostini l'anno prossimo militerà nelle file del Bassano 54, già firmato. Un minuto di silenzio. Attendiamo il minuto di silenzio che dobbiamo osservare per la scomparsa dell'ex presidente del CUG Franco Salsone e per la notizia di oggi che è scomparso Alex Zanardi, un uomo, un esempio per tutti gli sportivi del mondo, di tutti gli sport. Oggi su Sky, prima della Formula 1, andavano le immagini della vita di Zanardi, uno che se cadeva si rialzava il doppio di quella dell'altezza di cui era caduto. Quindi per tutti atleti di tutte le età, di tutti gli sport, ma anche per chi non fa sport e ha difficoltà nella vita, leggetevi il libro di Zanardi, Alex, e avrete sicuramente qualcosa da imparare, un appoggio, una spinta a superare difficoltà, e avrete anche i brividi. Eccoli qua, i giocatori si portano tutti un minuto di silenzio.
Trascorso veloce questo minuto, i pensieri vanno appunto a Franco Salsone e Alex Zanardi. Vi leggo veloce le formazioni perché sono già in pista. Niata Riccardo col 22 il capitano, Ciupi Raffaello col 44, con il 4 Lopez Thomas, con il 9 Checchetto Alessandro, con il 17 Cacciaguerra Piercarlo, con il 18 Bozzetto Liam, 37 Raffaele Alex, 78 Giovannelli Tommaso, 87 Ballestrero David, 5 Dualde Sebastian, in panchina la leggenda Crudeli Roberto, risponde Breganze col 25 Tagliapietro Giuseppe, 1 Todeschini Marco, 8 l'ingresso di Dalla Valle Michele, 9 Agostini Nicola, 13 Tagliapietra Antonio, 19 Cairo Gabriel, 27 Tagliapietra Giovanni, 55 Puccinelli Nicolò, 87 Volpe Tommaso, 5 Agostini Pietro, in panchina Nestor Perea, arbitrano Rago Alfonso e Pigato Edoardo, terzo arbitro Tonon Luca. Scusate la velocità, ma col minuto di silenzio mi hanno tolto il tempo delle formazioni. Primi 5 Forte, Gnata, Bozzetto, Ballestrero, se non vado male, Lopez, Edoalde, sì, risponde Breganze con Capitano Agostini, Tagliapietra 13, quello giovane, quindi Antonio, Cairo e Puccinelli. Sono arrivati anche giungono anche le voci degli ultras, sono nascosti sotto il banco regia, non li vedo ma li sento. Allora avanti, Bozzetto, blocco di Puccinelli, lo aspettava lì sulla balaustra, Pigato dice che si può continuare, Ballestrero, autentico perno della formazione della Versiglia. Nell'ultima di campionato non ha riposato quasi niente. Doppio tapin, tiro e tapin di Dualde col numero 5, Dualde Sebastian, l'argentino. Cairo, gira, palla in mezzo, Pietro, Letta Dagnata, il portierone. Ricordiamo, per Gnata sembra un ritorno a casa. Avanti, attenzione Puccinelli, scarica benissimo dietro per Cairo, poi Bozzetto gli legge l'intenzione, niente da fare, quindi boom, bomba di Ballestrero, poi la palla finisce a insaccarsi dietro, bellissimo perché vengo anche dal torneo Mirko e Nando di Montebello e vedevo tutta la gente che vedo qua, tanta gente che vedo qua era oggi a Montebello, come noi si sono spostati di fretta e furia, soprattutto due giovanissimi come il portierone Danny Ronzani e Bonotto David, che hanno militato nella loro squadra under 15 del Breganze. Ora sono qua sugli spalti a tifare i loro beniamini in massima categoria. Ma c'è anche Nicole Bonato, la portiera come le chiamo io. Tanta Breganze oggi a corsa a dare forza per questa quasi ultima chiamata dei ragazzi di Nestor Perea. Questa volta chiude bene Tagliapietra su Dualde, una bella occasione, ha spazzato subito di prima sull'assist giunto dal compagno, ma aveva letto tutto il più anziano dei Tagliapietra, ovvero Giuseppe, il portiere col numero 25. Quest'anno l'ho visto arbitrare poco, logicamente la Serie A1, un impegno a tutto tondo. Attenzione, rimane lì, Puccinelli dice di no, Pigato dice di no, dubbioso.
Sembrava quasi una trattenuta quella di Puccinelli su Dualde. Pigato dice che era vicino, dice che si può giocare. Agostini Pietro va dentro, ci prova, ma Agnata da lì non gliela fai. Non c'era nessuno in mezzo, quindi ha scelto di scendere fino in fondo Agostini. Puccinelli, Nicolò sotto di noi, parte la bomba, la vede all'ultimo, richignata col casco e i guantoni, la devia nella stratosfera, la palla torna e per Ballestrero, Dualde riparte sulla sinistra, si porta al centro, tiro centrale, tutto facile per Tagliapietra, bella appostato sulla lunetta, ancora Ballestrero, lo spagnolo di casa forte. Lopez, l'altro argentino, solo Liam Bozzetto, Made in Montecchio Precalcino, Liam che ora perde una palla che poteva essere sanguinosa, bravo Liam però adesso a fermare Pietro Agostini. Avanti ancora Breganze. Partita col piglio giusto, se ci ricordiamo il debutto qua, come erano timorosi, abituati a prendere un gol almeno nei primi 5 minuti di gioco. Ne avevano confezionata così una all'incontrario, però Cairo per Agostini, questa volta è stato Puccinelli ad alzarla al volo per Gabi Cairo. Dualde combatte contro il giovane Antonio Tagliapietra, Bozzetto sceglie il dietroporta, no, sterza, torna indietro, vede da distante Ballestrero, bomba, prende pieni i parastanchi di Puccinelli che poi lo brucia sulla ribattuta, bravissimo Nicolò, riparte a costruire Breganze, Antonio Tagliapietra fresco di parrucchiere, Agostini, Pietro, finta, Antonio, era destinata a Pietro che era rimasto largo, ha potuto intercettare Bozzetto, poi la palla arriva fino in fondo, Lopez, ma Tagliapietra con la stecca tergicristallo, quello che va zin zin sul vetro, spazzata via, la butta dietro porta. Puccinelli, Cairo sceglie di entrare, no, dietro porta, l'appoggia. Sentiamo lo steam, ma è quello della lunetta che sostiene la parte posteriore della porta, difesa d'Agnata che si gira, guarda Agostini nascosto, passa Cairo, si prende la palla, non fa la finta, non ci casca Agnata, poi allontana anche lui a tergicristallo. Dualde lotta con Tagliapietra, alla meglio Dualde, tira. Fuori misura, però la palla di Bozzetto cambia totalmente gioco e lato, Ballestrero, Bozzetto, Liam, Ballestrero, avanti ancora Bozzetto, 1-2, niente, scarica dietro, fa girare tanto la palla a centrocampo, il forte cerca il Pertugio, messa bene oggi. Breganze che ora dopo un intercetto al volo di Puccinelli può ripartire, Tagliapietra Antonio la mette giù, ricostruisce Puccinelli, ripartono da fuori con Cairo, c'è dall'altra parte Pietro Agostini, ancora Cairo, se la intendono bene questi due, cresciuta tantissimo l'intesa tra Pietro e Gabriel, non riesce Tagliapietra a metterla in mezzo, penso che scaricherà fuori, no, arriva Cairo ad aiutarlo, torna indietro, bomba di Puccinelli, intercetta Bozzetto, Bozzetto si porta al centro col suo 18, chiama Dualde, ancora Bozzetto, guardate quanto è bello questo sport, che velocità, non puoi distrarti un attimo. Noi commentatori di questo pazzo sport non abbiamo il tempo di andare a consultare un dato,
sul tablet o sul foglio che ci facciamo con le ultime notizie, perché quando abbassi lo sguardo un secondo ti fregano. Siamo già dall'altra parte o siamo già da centrocampo, una palla innocua che diventa velenosa davanti agli uomini con la corazza. Bomba di Agostini, ma ci mettono una stecca quelli della Versilia. Versilia Hockey Forte, nome completo della formazione allenata dalla leggenda Crudeli. Roberto in panchina, un papiro sul suo curriculum sia da giocatore esterno della rete, ancora Dualde, non riesce, chiude bene Tagliapietra, va a recuperare Pietro Agostini. Bell'intervento. Time out chiesto dalla panchina che sarebbe rossonera. Attenzione, Tagliapietra quasi quasi va in bocca a Ballestrero, poi la palla però arriva a Gabi Cairo. Gabi Cairo si gira, alza la testa, bomba, cegnata in mezzo alle sue braccia, culla la palla, la respinge. Pietro l'acceso, come l'ho battezzato io. Avanti. Ancora Gabi, bomba, fuori misura, però la palla poi poteva diventare pericolosa sul tap-in. È arrivato Puccinelli, alza schiaccia, legge tutto Gnata. La palla ora di forte, riparte con Dualde che ha preso un colpo, stringe i denti, rimane dentro. Ballestrero, Bozzetto, Lopez, Ballestrero, taglio in mezzo, bella! Se veniva Dualde di prima, no look. Va dietro, porta per fortuna. Sembrava pronto Tagliapietra, però non era proprio posizionato già giù sul palo, già giusto sul palo, e era indirizzata lì. Almeno l'intenzionalità di Dualde era di metterla lì. Aia, sanguinolenta, palla persa. Lopez scarica dietro Bozzetto, va fin dentro, gol di Bozzetto. La scaricata dietro, arriva come un missile Liam Bozzetto col suo 18. E in attesa proprio del time out chiesto da Nestor Perea è arrivato il gol di Liam Bozzetto. Guardate lo scarico dietro di Lopez, arriva velocissimo, rimane aperta la difesa, nessuno si mette davanti a Liam che si trova un'autostrada e da 2 metri scarsi può freddare il povero Giuseppe Tagliapietra. Breganze va sotto dopo 10 minuti e mezzo dall'inizio della partita. Max, dici che sei gracchia, prova ad abbassare un filino il microfono. Io comunque il ritorno in cuffia ce l'ho buono. Forse adesso ho abbassato, no, non ho abbassato troppo il microfono. Abbasso un po'. Ok, non abbasso, alzo. Riparte Agostini. Agostini, bomba! Si impenna, tocca forse la punta del pattino di Liam. Fallo, trattiene troppo Tagliapietra. Giovanni che è entrato al posto del fratello. Sì, l'unico cambio. Ha cambiato Tagliapietra a Nestor Perea. Formazione invece identica all'inizio, quella di Crudeli, che si affida a questo quartetto anche a lungo termine. Infatti nessuno in piedi sulla panchina della Versilia. Bozzetto l'autore del gol. Lopez, Bozzetto. Lopez riceve adesso, prova per la deviazione di Dualde
Lopez Thomas, l'argentino, classe 2007, 19 anni, lo vedete in faccia che è un ragazzino. 19 anni magari ancora non li ha compiuti, bisognerebbe andare a vedere dopo, vado di che mese è. Puccinelli sbaglia l'appoggio, regala la palla. Attenzione, Bozzetto al centro, Dualde. Lopez Thomas, che in stagione ha segnato 15 gol. È di febbraio, quindi ha già compiuto i suoi 19 anni. Un fallo commesso da Breganze, uno anche da Forte. Un time out chiesto da Breganze. 1-0 per Forte, è entrato Tommaso Volpe che scalda subito i guantoni a Ricchignata. È uscito Puccinelli Nicolò. Rimane... No, c'è stato anche un cambio sulla panchina della Versiglia. Uscito Dualde ed è entrato il numero 78 Giovannelli Tommaso. Stesso cambio che era avvenuto, me lo ricordo, 3 settimane fa, nell'ultima di campionato. Bozzetto con calma, alza la testa, guarda, scarica su Ballestrero che lo richiama in campo. Anche lì a Bozzetto, giovane, un 0-5, lui gol, Ballestrero. Breganze va sotto di 2 e diventa sempre più difficile l'impresa. Eccolo qua il replay. Ballesteros fa il giro della lunetta, poi fa scagliare una bomba. Il povero Tagliapietra non la vede neanche partire, purtroppo non può abbozzare l'intervento. Mamma mia, Gnata che è stato eletto nel sondaggio miglior portiere del campionato. Tra i giocatori spicca Alvarino che ha preso ovazione. Io ho votato un altro, per correttezza non lo dico, nell'Under 23 MVP Gioele Piccoli. Oh no, ho sbagliato, scusa, mi sa che ho detto l'altro Piccoli. Torniamo in campo ancora Ballestrero, l'autore del 2-0. Bomba, deve impegnarsi tutti. Ho detto bene, Gioele Piccoli, Under 23. Breganze deve trovare il gol soprattutto per tenere aperta la partita, ma per trovare convinzione. Ricordiamoci che la prima vittoria, tra l'altro l'unica su 2, scusate, cioè l'unica fuori casa, perché ha vinto in casa con il Giovinazzo, ma la prima era stata proprio colta nell'ultima di andata a gennaio, la prima del 2026. Era stata la prima vittoria di Breganze proprio in quel di Forte. Ora Breganze 2 volte subisce Forte in casa. 2-0.
devono trovare il dritto per arrivare in porta. Certo che poi quando di fronte c'hai quello che è appena stato eletto miglior portiere del campionato 25-26, devi anche, quando sei arrivato in porta, trovare il pertugio, perché a questi livelli è davvero un pertugio. Si riparte sempre con Giovannelli che ha preso il posto alta, attenzione, possibile contropiede per un bel intercetto di Tagliapietra, poi però viene preso in mezzo a due, la palla arriva al fratello, quindi abbiamo i due Tagliapietra, un Volpe e Agostini. Pietro, Antonio che viene incitato, palla 2. Alla meglio Liam Bozzetto, l'autore dell'1-0. Alza la testa, Liam scarica al volo tutto di prima. È entrato anche il numero 37, Raffaelli. Quindi abbiamo Raffaele Giovannelli, Balestrero e Bozzetto. Pietro Agostini, fa tutto bene, poi purtroppo non trova il pertugio per andare al tiro, ci prova Bozzetto, alza e schiaccia, niente di fatto. Si va avanti, la palla ancora a Ballestero, intercetta, una palla va velocissimo, no, mamma mia! Salvataggio di Gnata questo, quasi a botta sicura, arriva ma Richignata dice no. Era stato bellissimo il contropiede su una palla persa da Ballestrero. Tocco al volo, niente di fatto, possono ripartire, devono ripartire un po' più veloce, c'era Ballestrero che era rimasto per ultimo. Mamma mia, il tocco di Antonio Tagliapietra, era rimasto fermo Richignata, ma la palla è rotolata con calma a qualche centimetro dal legno di ferro alla sinistra del portierone che qui ha i suoi natali. Si lamenta Bozzetto per un appoggio sbagliato del compagno Ballestrero. Ballestrero che negli ultimi 2 minuti ha perso quelle 2 o 3 palle che hanno fruttato a Breganze qualche opportunità in più. Rimangono un po' attardati. Wow! Legno di ferro ancora. Questa volta Raffaelli Alex a colpire a portiere battuto la base del palo alla destra di Tagliapietra. Si è accesa di nuovo il semaforo verde per il secondo time out richiesto da Nestor Perea. Siamo ancora sul 2-0, ci sono 7 minuti da giocare. Bomba da fuori, però era alla ricerca di Giovannelli. Non è arrivata pulita. Prende una velocità stratosferica. Tagliapietra, poi palla alta per Pietro che tira, trova di nuovo Richignata, il tappin non riesce. Fallo netto di Ballestrero, spallata, arriva il time out, non si può ripartire, si ripartirà da lì. Time out anche per noi.
Eccoci qua, doppia serena del Paraferrarin, sito in Viale Ferranina, Breganze, terra di hockey. Breganze in campo con i due tagliapietra Volpe e Agostini. Agostini giovane, appoggia quello mezzo o mediano. Sono loro due nella fase offensiva, rimangono fuori Pietro e Tommaso Volpe. Viene chiamato in causa adesso il capitano, bomba da fuori, finisce sul pattino di Balestrero, appoggio, non riesce col pattino, subiranno i 5 secondi. Ah no, perché non c'era stato il tocco di Giovannelli, no. Bozzetto, Balestrero, bomba di Raffaelli, ma ci mette la stecca Pietro, il capitano. Bozzetto lascia su Balestrero, Giovannelli. Palla alta? No, a 2. Non capisco cosa ha fischiato Arago. Comunque la palla è per Breganze. Riparte Breganze. È rientrato Cairo. Attenzione, arriva la palla, ok. Pietro. Niente di fatto per il suo tiro. Giovannelli la butta via, c'è stata la spinta netta però fuori aria sicuramente, non poteva essere di più perché non era né ultimo uomo e nemmeno era in area, quindi ci sta. Il fallo è iniziato fuori. Max, ce l'hai? Comunque era sotto di noi, la spallata c'era netta ma fuori aria e non era né ultimo uomo né chiara occasione a gol. Sbecca il tiro Pietro. Ancora Cairo. Avanti. Pietro ancora, Agostini, capitano, Cairo, bomba da fuori, la tocca Giovannelli, la palla si impenna, ripresa da Puccinelli Nicolò. Volpe, la pietra al volo la prende, passano velocissimi quei 5 secondi, ma Pietro è già di là in mezzo, la sbecca Cairo, guarda l'arbitro, ma non mi era sembrato. Attenzione, Raffaelli appoggia Giovannelli dietro sotto gamba, bellissima azione, bella da vedere. Adesso non posso dire meritava il gol però bello, intesi velocissimi, sotto gamba, destra, sinistra, Bozzetto 67 field, cerca di ubriacare, davvero bello il gioco di Bozzetto, ho già scelto che intervistare, voglio lui, poi proveniente dalla vicina Montecchio, aggancio, poi la palla rimane lì, si addormenta un po' a tagliapietra, a momenti torna sul posto, sul luogo del delitto. Scivola Bozzetto, niente di fatto. Arriva il time out, il secondo, questa volta chiesta da mister Crudeli. 2 pari. Quindi
il ...212 secondi alla fine del primo tempo, doppia sirena, un gol adesso per Breganze sarebbe l'infa vitale, ripeto, più per la testa che per il punteggio. 2 gol ad hockey non sono nulla, e fa il debutto anche il numero 8 Dalla Valle, che ha militato tutto l'anno in B, togliendosi anche la sensazione di fare 15 gol. Ora Breganze perde una palla sanguinolenta, in alto ci prova Ballestrero e Dualde che è rientrato. Siamo forte in campo con Raffaelli. Pietro non ce la fa, si gira, niente di fatto. Sto dicendo forte Giovannelli, è rientrato Dualde, Bozzetto e l'onnipresente Ballestrero. Risponde Breganze con Pietro Agostini, capitano, Dalla Valle appena inserito dalla Serie B. Dalla Valle Michele, classe 2007, no, 2002, perdonatemi, quindi 25 anni, 15 gol in Serie B. Cairo e Puccinelli Nicolò. Puccinelli che al momento si era perso, però la marcatura su Dualde ha dovuto fare un doppio miracolo. Il più vecchio dei Tagliapietro, ovvero il portiere col 25, Giuseppe. Puccinelli, Cairo che sotto di noi ci fa apprezzare i dorsali. Pietro Agostini dietro, finta di Puccinelli, 1:40 circa da giocare. Cairo sopra la traversa, comunque c'era il guantone di Ricchignata. Ancora forte, scambio Raffaelli, Dualde, Ballestrero, c'è l'aggancio di Dalla Valle, fuori misura, quei 10 centimetri fuori, ma Ricchignata faceva buona guardia. C'era il pugno a terra, la Tor, che copriva quella traiettoria. Bomba da fuori, il casco di Tagliapietra la manda quasi a sfiorare, ma la palla non tocca, è ancora buona. Bello l'aggancio di Puccinelli, c'è Cairo aspetta fino all'ultimo, forse non ha letto la possibilità di passaggio. Siamo entrati nell'ultimo giro di orologio, è rientrato Bozzetto, Liam, Dualde scarica su Raffaelli si fa strada, scarica su Ballestrero, ancora Raffaelli, lascia lì la palla, la prende Puccinelli che sanguinosamente la butta via e regala il gol a 29 secondi dalla fine. Brutto errore di Puccinelli che la scarica sulla balaustra, prende in contropiede la ripartenza dei compagni e subiscono il 3-0 a 29 secondi dalla fine. Questo è un gol che fa male, signori. La palla persa da Puccinelli. Scopre Breganze e affonda un po' il morale dei ragazzi di Nestro Perea, che adesso avrà il suo bel da fare negli spogliatoi per rinfrancare e tirar su il morale a questi ragazzi. Sotto di 3-0, ora ci vuole l'impresa. È entrato davvero bene Dalla Valle Michele in partita. La voglia del debuttante, aveva anche già giocato a Castiglione comunque. Eccolo qua, è arrivato
il fischio del primo tempo. 3-0 per Forte, time out, ci vediamo tra 8 minuti 8. Attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
prova. No, sto dicendo. Prova, io c'ho ritorni. E allora suona la sirena che chiama le squadre in campo. Max, poi ricordami di togliere la musica. Andremo... Oddio, 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 oddio. Stiamo trepidando 3-1. Team, chi vuol che sia. Ma mio figlio svolta sempre a fine anno.
Allora tutto è pronto per ripartire. Breganze si sposta a destra dei vostri schermi. Cacchio, abbiamo perso una partitona in quel di Monte, ma torniamo a questa. Agostini. Allora, Mister Crudeli riparte come era partito, ovvero Dualde, Lopez, Bozzetto, Ballestero, Tagliapietra Antonio, Puccinelli, che è veramente un momento difficile per Nicolò. Lo guardano i compagni e dici: cosa succede? No. Eh sì, ultimo uomo. Mamma mia, tutto contro. Dualde contro Tagliapietra. Dualde, Tagliapietra, sbecca, tiene a galla la traversa di ferro, tiene a galla Breganze. Sì. Ho visto Crudeli dare il 5 a Dualde che passava. Questi sono i gesti degli allenatori come Crudeli. A rinfrancare il suo giocatore, del resto vabbè, sul 3-0 muore mica nessuno se sbagli un tiro diretto. Cioè, una punizione di prima, chiamala come le vuoi, attenzione perché Breganze mi sembra non essere entrata ancora in campo. L'errore di Puccinelli, un po' figlio di questo momento che sta vivendo Breganze, che sul 3-0 paura, ma non deve smettere di crederci. L'hockey è uno sport che regala e toglie tanto in poco tempo. Netto la spallata. Dualde va dentro tipo bulldozer. Lo chiamavano bulldozer, il film degli anni 80 con cui sono cresciuti quelli degli anni 70 come me. Agostini, Puccinelli. Forse Puccinelli si è portato negli spogliatoi quell'errore che ha regalato il 3-0 a Forte. Si è riempito il palazzetto, la gente di Breganze ci crede ancora. Cairo, dov'è la palla? Mamma, guardate dove si è fermata. Solo Gnata può fermare la palla. La stanno ancora cercando. No, è stata trovata. La palla è tornata in basso a sinistra nell'angolo. Bomba di Agostini, ma è proprio fuori misura, tanto distante dall'arco, come lo chiamano in Argentina. Bello il passaggio, non aggancia. Adesso c'è un possibile contropiede. Cairo ci mette il guantone alla Goldrake, Gnata. Recupera ancora Tagliapietra Antonio, scarica su Pietro Agostini. Niente di fatto. Ancora Pietro Agostini fa sdraiare Gnata. Che bel movimento del portiere. Breganze è tornata, ha ritrovato la quadra. Stessa spallata adesso di Tagliapietra su Dualde, identica, quindi stesso metro di misura da una parte e dall'altra. Rago e Pigato non lasciano nulla al caso. Dualde, Lopez.
Cairo si nasconde dietro la porta, trova Gnata. Confermatissimo, meritatissimo il premio di miglior portiere a Ricky Gnata. Se non fosse stato per lui Breganze almeno una palla l'avrebbe insaccata. Ma ciao Pep. Adesso mi sfugge una cosa. Volevo andare a vedere, ma non ho tempo perché l'occhio è così. Cairo accompagnato da Dualde, guarda pigato, niente di fatto. Dai a discutere Breganze con Rago perché pigato doveva fischiare il fallo prima e non quello fatto ormai a terra da Tagliapietra. Finito a terra chiamavano il fallo su quello. Wow, liscio di Pietro, attenzione, riparte veloce Bozzetto, rallentano però perché buttare via palle, sprecare quando conduci 3-0 a 20 e mezzo circa dalla fine. Ballestrero Dualde, di nulla sopra la traversa, il tap-in di Ballestrero, c'è il gol, guardate da dove ha segnato Dualde, di prima dall'angolino su assist di Ballestrero. Colà Picco, la nave di Breganze sotto 4-0. Dualde ha segnato veramente da un angolo mostruoso, non ci arriva neanche in spaccata Tagliapietra. Adesso anche difficile per Breganze trovare motivazione, forza, è questo però che starà chiedendo Nestor. Però lo vedo un po' sconsolato in fondo nell'angolo il mister argentino di Breganze. Puccinelli, Agostini, Cairo, avanti ancora Lopez con tutta la calma del mondo per... Non c'è fallo, capisco Rago che non fischia niente in questo caso. Dualde dall'altra parte. Lopez e Dualde estremi, alza la mano, chiama l'uomo Dualde. Puccinelli, Agostini. Bomba bella di Puccinelli, ma centrale, la vede partire, la vede arrivare, la respinge. E allora Agostini, bomba, la prende Bozzetto in petto, la prende in petto Bozzetto, la sente tutta, ma non vuole neanche muoversi dal suo posto, rimane lì, sorride. Stoico Liam Bozzetto. Dopo andremo proprio a vedere sul petto se ha un bozzetto, siccome volevo intervistare lui. Tagliapietra, Giovanni, ancora lui con Pietro, tutti i ragazzi di Breganze ci provano, Pietro spacca il casco, gli dà la sveglia, guardate come scuote la testa Gnata per la bomba
Quelle sono bombe! No, Bozzetto, mentre ancora Niata deve pulirsi il casco, mentre ancora guardavamo, la palla rimane lì, passa Bozzetto, gliela dà. Il 78 Giovannelli che era entrato dopo il time out. 5-0. Scende la notte purtroppo a Breganze e via. Eccoci qua, riparte Breganze, però bisogna comunque togliersi il cappello davanti ai ragazzi qua nati e cresciuti a Breganze, che comunque sul 5-0 ancora la cercano. La notte buia continua di Puccinelli. Puccinelli questa sera non giunto. 3 gol sono venuti da suoi errori, se segnassero quello. No, a parte vabbè, che non era stato segnato il fallo che va commesso a centrocampo. Ora ci prova Bozzetto. Liam Bozzetto contro Tagliapietra. 1, 2, 3 Bozzetto, traversa! Comunque sorride Liam, tanto sul 5-0 non muore nessuno. Sarebbe troppo rotondo però se il Breganze andasse avanti coi gol. 5-0 è già troppo ingiusto per i ragazzi del Breganze. Manca ancora un'eternità, 17 minuti, non siamo neanche a metà, anzi adesso siamo quasi a metà del secondo tempo. Breganze non deve mollare. Tagliapietra, quello giovane, no, è quello mediano, scusate, Giovanni. La palla rimane lì, riparte Giovannelli velocissimo. Dualde. Sono due quelli di Forte che non hanno ancora fatto l'ingresso. Checchetto e l'altro Cacciaguerra. Bomba, peccato, bello. Time out chiesto dalla panchina rossonera. 16 rotti, come diceva mio papi, come dice il mio papi, da giocare ancora, vuol dire 16 e una manciata di secondi ancora. Dura questa sconfitta per Breganze, fin troppo rotondo il risultato. Tanto andiamo a vedere anche qualche altro risultato. Avete sentito voi dal microfono la doppia sirena? È entrato Maso Volpe. Tagliapietra. E l'altro Tagliapietra con Volpe e Cairo è andato a riposarsi il capitano Agostini.
C'è del rammarico sicuramente sugli spalti. Volpe, occasione d'oro, va in bocca a uno come Richignata che si muove proprio nella direzione di dove è andata la palla. Non ci volevano conferma per l'MVP dei portieri. Se serviva, lo avete visto chi è il miglior portiere del campionato. Richignata, non un ragazzino. E adesso mi viene anche la curiosità di andare a vedere il Made in Breganze, classe 92, classe 92. 34 anni a ottobre per Nicky Richignata, giocherà da una vita ad hockey. Uno che ha 34 anni avrà iniziato a 10, è da 24 anni tra i pali. Un califfo, Richignata. L'ho intervistato l'altra volta, sarebbe da intervistarlo di nuovo, ma noioso. Abbiamo detto già che andremo su Bozzetto. Attenzione, Balestrero, scarico dietro, Giovannelli alza la testa, riparte dietro dall'altro Elli, ovvero Raffaelli, che con Puccinelli fanno una serie di Elli incredibili, però per fortuna arriva a cartellino alla mano. Commesso dall'altra parte. Era logicamente in difesa. Ora 2 minuti di power play per Breganze, ci vorrebbero 2 gol in 2 minuti e allora Breganze potrebbe dire ma però niente di fatto, riesce a uscire forte, deve subito aggredire per portar via la palla e ce la fa. Attenzione a Volpe, rischia, bravissimo, coglie Pietro, vanno su in 3, rimane fuori Volpe, ancora tutti contro Gnata, ma Gnata dice no. Gnata contro tutti, li portano in 2 adesso. Oh, no! E anche la mala sorte. Non ne va bene a una volta che battono Gnata. Il legno di ferro dice no, riparte Breganze. Se non altro questo power play ci sta regalando un po' di linfa vitale per riaccendere questa partita. Balestrero va fino in fondo, prova la piccadigna, niente, rimane giù, boom, attenzione alla ribattuta, va proprio sul corpo del compagno di taglia Pietro Antonio, che manco se ne accorge. Richignata, mamma mia, è un po' sconsolante per i ragazzi di Breganze avere di fronte un'autentica saracinesca gialla. Questo è stato fino adesso Richignata, mamma mia. Ancora lui, è ancora lì a tenere quell'antipaticissimo per Bregante doppio 0 sul tabellone. Non ce n'è proprio contro Richignata. Starà per finire il power play ormai. Niente di fatto, un po' trattenuto in effetti Tagliapietra. Finisce il power play, è tornato Lopez. Tornata a 4, non ha fruttato, ha fruttato solo una traversa purtroppo il power play in favore di Breganze. Tutto di prima, gioca veramente bene, forte. Sicuramente se c'è una che non merita di retrocedere, non me ne vogliono gli altri, da quello che ho visto è proprio forte.
Agostini. Tagliapietra, si gira ma non c'è nessuno di là. 11 e passa, ancora da giocare sul 5-0, 3 falli per Breganze, 5 per Forte, Versilia ok Forte. Agostini è veloce, la sua accompagnata cercava un tocco. Volpe, Tagliapietra, Volpe, Tagliapietra, bomba, niente di fatto, via avanti. Lopez 2 contro 1, 1-2, Lopez dice di no questa volta il giovane Tagliapietra, giovane portiere rispetto a Dignata. Avanti, Lopez va fino in fondo, la palla è lì. Agostini mette in mezzo, Ceniata spazza via troppo sotto il portiere, la palla di Pietro. Questa sera di Breganze nessuno ha fatto la partita della vita. Intendo dire non come impegno, mi raccomando, ma come esploit, come partita sopra le righe. Tutti hanno dato il massimo, ma uno che si è acceso particolarmente e che poteva, che si è riuscito a tirarsi la squadra sulle spalle, oggi non c'è stato. Forse i ragazzi di Perea, Nestor, sentivano la partita, sapevano che questo era praticamente un tagliafuori. Rimanere a 3 punti è una condanna, gli altri vanno via. Breganze sarebbe costretta a vincerle tutte. Chiedono un fallo dagli spalti. Avanti Volpe, Tommy Volpe, 1-2 con Tagliapietro giovane, la palla veloce, va Bozzetto, corre veloce, Lopez arriva 1-2 e la mette dentro. Ha una velocità fenomenale. Arriva Lopez, 2 giovani. Perché Bozzetto non è che sia uno che ha spento tante candeline. Classe 2005. 20 anni o 21. Bozzetto. Andiamo a prenderlo. Liam Bozzetto di marzo. Li ha già fatti, quindi 21 anni per lui. Si sono spente le luci qui al Palaferrarin praticamente in senso metaforico. Non ci sono più cori, anche sugli spalti cala un po' di rassegnazione. 8:20 da giocare. La sirena chiama. Max, dopo? Oh. Perché ridi? C'è il mio amico Max che ride. No, tu gioca con la telecamera. Avanti. Cairo.
Taglia pietra, Cairo, Volpe, non poteva essere blu, dicono, chiedono dagli spalti il blu, ma ce n'erano 4 davanti a Tagliapietra. Il fallo lo fa l'uomo più estremo del Versilia Hockey Forte, quindi normalissimo fallo, ci sta. Speso, anzi, un fallo speso bene. Sono 6 i falli di Hockey Forte, che era arrivato velocemente a 5, poi si è fermato anche perché sul 6-0 non occorre andare a rischiare nulla e neanche di far male all'avversario. Bello Cairo, velocissimo, Ballestrero. Se voi dal vivo è tutto più chiaro quanto è veloce questo sport. E come si guardino in cagnesco e negli occhi e in faccia i giocatori. Agostini, vediamo se si toglie, liscia per la palla ancora lì, alza e schiaccia, poi gliela tocca. Ballestrero, la palla finisce. Oh, eccolo qua. L'ingresso di Checchetto. Cartellino trissimo l'anno scorso a Montebello, nella stagione della retrocessione. Palla per lui, prima palla toccata da Checchetto. Anche lui giovanissimo. Andiamo a prenderlo. Checchetto classe anche lui 2005 di giugno, quindi ancora 20 anni, deve farlo il 21esimo e festeggerà il 13 di giugno. Agostini, 6 rotti da giocare. Cairo, Sugnata. Palla al volo, niente di fatto. Cairo, giro dietro porta, niente di fatto, scarica su Agostini. Agostini torna nell'angolo, avanti. Cairo, fuori su Tagliapietra. Ancora Tagliapietra a lottare tra due, lo mettono Dualdo e Ballestrero nell'angolo, ma Cairo come un leone torna su Cecchetto, che adesso ha il suo da fare per uscire. Usa la sponda, ma le sponde a sinistra, quelle opposte alle telecamere, non sono mai rivestite dagli sponsor e di solito sono di reti ferree che non garantiscono mai un rimbalzo proporzionale, quindi usarle se non basse è sempre una cattiva idea. Soffia Checchetto avanti, scarica su Dualde, Bombadi la prende al volo. Tagliapietra velocissimo, abbracciato, atterrato, rigore netto questo. Rigore netto, l'ha proprio abbracciato. Max, ce l'hai? Volpe. Crudeli spiega a Checchetto il perché no. Vediamo se Gnata riesce a meritarsi il clean sheet. Fino adesso lo ha fatto. Volpe ha una cannonata, secca
sui gambali di Gnata, che appone la sua firma su questa partita. Migliore in campo Ricky Gnata. Non c'è stato verso. Cairo. È entrato anche Nicola Agostini, il giovane fratello di Pietro. Adesso gli ha soffiato palla Checchetto. Dualde, Checchetto. È entrato quindi anche Cacciaguerra. Fa entrare tutti sul 6-0 mister Crudeli. Si gioca anche i suoi giovani. Andiamo a vedere anche Cacciaguerra. Piercarlo. 2006, agosto. Lui ha 19 anni. È il più giovane. Col 17. Formazione giovane, adesso quella di Hockey Forte ha messo dentro un altro rigore. Ci riprovano tutta Breganze contro il suo Ricky Gnata, perché alla fine, ripetiamo, Ricky Gnata proviene da qua, made in Breganze. Ora ci prova il capitano contro capitano. Gnata contro Agostini. Agostini contro Gnata. E c'è il gol di Pietro che si regala. Il gol dell'1 la mette proprio là dove il ragno prova a fare la ragnatela. O come dice Leo Zordan, scaccia il ragno. Non poteva arrivarcela neanche Ricky Gnata, o almeno non ci è arrivato, almeno in queste occasioni. 6-1, mette giù la bandierina. Sono stato qua dove sono nato, dove ho segnato tanti gol. Pietro Agostini. 2 rigori per Breganze. Poteva essere un po' diverso la storia con quella traversa nel power play. E i 2 rigori potremmo essere 6-3, un po' meno amaro, e potrebbe dare un po' più di grinta ai ragazzi di casa. Ma la sabbiolina nella clessidra è davvero poca ormai per Breganze, che vede ancora con 4 partite davanti scivolare via. Deve iniziare a prepararsi a dare l'addio alla massima categoria Breganze. Se andiamo a vedere calendario e risultati dei play-out, Breganze dopo questa deve disputare ancora 4 partite con un po' di tristezza in corpo, perché se andiamo a prendere la classifica che vedeva Forte dei Marmi, che è la più distante, che non deve retrocedere, va a 16, Breganze rimane a 3. Tra 16 e 3 ci sono 13 punti. Breganze deve giocare 4 partite, 3, 6, 9, 12. Breganze oggi, se non sbaglio, vediamo cosa sta facendo Giovinazzo o quando giocherà. Giovinazzo, mollo un attimo il commento per andare a fare 2 calcoli. Giovinazzo si gioca domani, però Giovinazzo che in classifica è vediamo se è veloce il tablet, a 11 punti, 3, 6, 9, 12, no,
stasera non c'è la matematica, dovesse vincere domani Giovinazzo ci sarebbe la condanna. Intanto arriva anche il 7-1, segna Ballestrero. Ripetiamo, Giovinazzo è ora a 14, Breganze a 3, ci sono 11 punti, 4 partite, Breganze può farne 12 per andare a prendere Giovinazzo, che domani vincendo, domani abbiamo detto si giocherà Giovinazzo Castiglione a Castiglione. Quel risultato potrà condannare o tenere aperto ancora uno spiraglio piccolo per i ragazzi del Palaferrarin, che ora sono entrati nell'ultimo orologio. 7-1, risultato che li penalizza, ma figlio anche di un super Ricchignata, a cui anche se non intervisto andrà a fare i miei complimenti. 14 secondi, 14. Cairo cerca di non attirare l'attenzione, ma la fa, ce la fa. Parte lui, 14 secondi, ma chiude bene Cacciaguerra. Si attende solo il sirenone del Palaferrarin, che arriva esattamente in questo momento. Finisce anche questa avventura. Dura, andrò da Liam Bozzetto e dall'altro giovane. Io vi saluto, mi preparo per le interviste. Ci vediamo qua alla prossima, che sarà in casa al Breganze, giocherà di nuovo contro il Giovinazzo il 9 maggio, quindi fra 7 giorni saremo ancora qua, perché ne gioca 2 in casa di fila. Aspetta il Giovinazzo sabato prossimo. Grazie a tutti da Max e Desme e Max. Un saluto, alla prossima.